Il coordinamento dell'area territoriale della Lega Coop Sicilia di Agrigento, Palermo e Trapani, svoltosi nella giornata di ieri sulla piattaforma Zoom Meeting, ha eletto, su proposta del presidente regionale di Lega Coop Sicilia, Filippo Parrino, per la sua funzione anticiclica nei periodi di crisi e per i suoi 135 anni di storia, vuole rappresentare le regioni di riscatto anche della Sicilia, a cominciare proprio da una seria e attenta programmazione dei fondi del Recovery Plan, i quali rivestono un ruolo strategico non indifferente per la rinascita dell'isola. Ecco perché riteniamo importante l'interlocuzione fattiva e costruttiva con le istituzioni locali e regionali per definire gli asset su cui investire per il futuro delle comunità locali e del territorio regionale. Il neocoordinatore Domenico Pistoni ha dichiarato che la crisi pandemica ha colpito tutto il sistema produttivo, compresa la cooperazione, in modo pesante, ma non ha scalfito la passione, la determinazione, la voglia di cambiamento e di riscatto che caratterizza l'intera storia del movimento cooperativistico, con particolare riferimento a quella siciliana. In questa terribile esperienza la cooperazione ha pagato un prezzo alto, ma è pur vero che tante nostre realtà cooperativistiche, anche in piena crisi pandemica, hanno rappresentato un grande punto di riferimento, supplendo con grande vigore alle mancanze della politica. Pertanto, il gruppo dirigente del coordinamento dell'area Sicilia occidentale di Lega Coop avrà l'obiettivo di sviluppare e consolidare il ruolo economico e sociale della cooperazione tutta, valorizzando il rapporto con le istituzioni e le altre parti sociali, sostenendo la creazione di reti virtuose per la crescita del nostro territorio.